Il crocifisso, l'Imago Pietatis, il miracolo della mula. Sono queste le opere di Donatello della Basilica del Santo, tra le protagoniste assolute della mostra Scolpire il Rinascimento, ospitata dal Victoria and Albert Museum di Londra. La mostra di Londra arriva dopo quelle di Firenze e Berlino. Donatello, fiorentino d'origine, a Padova si trasferì nel 1443, dove lavorò per circa un decennio raggiungendo il vertice della sua evoluzione artistica grazie alla presenza della bottega di Francesco Squarcione. Racconta Peta Mocciur, curatrice della mostra, l'idea di fondo che caratterizza questa mostra è quella di aprire una discussione su quali collaborazioni avesse Donatello in relazione alla sua capacità di innovazione e alla sua ispirazione artistica. In questo percorso il ruolo di Padova è assolutamente cruciale. La mostra terminerà l'11 giugno e le opere faranno ritorno in Basilica. I bronzi prestati sono stati seguiti in ogni fase della movimentazione e durante gli allestimenti espositivi da restauratori incaricati dalla Delegazione Pontificia e dal Ministero della Cultura.